lei è stata chiamata come testi all'obbligo di dire la verità. Per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vede lì sul banco. Non sapevo che la responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è la mia conoscenza. Si accomodi pure. Buongiorno. Senta, appunto, lei abita a Torino e svolge un'attività lavorativa? Sì, con mia madre, un'impresa familiare, Che attività esercitate? alberghiera. Ok. E nel periodo 2010-2011 lei abitava a Torino o abitava da un'altra parte? Abitavo con mia sorella a Milano, via Nuoto 16. Può indicare bene il periodo? 2010, Tutto, una tutto, tutto? fino all'inizio del 2011, Inizio più o meno, mese? novembre, penso. Inizio 2011 ha detto, quindi tutto il 2010 Dicembre. fino 2011, primi mesi ha Sì, detto. sì, Ok. fino a marzo. Non... Allora, lei si ricorda di aver partecipato ad una cena presso il ristorante Giannino nel febbraio 2010 Sì. a seguito di una realizzazione di un videoclip Sì. di Manfadil? Sì, ero presente perché mia sorella aveva girato questo video, poi sono stata invitata a questa cena, che c'erano tutta la gente del videoclip, ero insieme. Si ricorda qualcuno in particolare? No, c'era questo DJ Ben, Sì. tanti ragazzi che hanno girato il video e altra gente che lavorava insieme. Si ricorda se era presente Lele Mora, soprannominata? Sì. Ecco, ci può raccontare brevemente, insomma, la serata? Niente, eravamo a cena, arriva il DJ Ben, chiede a mia sorella se può andare a bere un caffè a casa di Berlusconi. Lei si gira, guarda me, mi dice cosa faccio, vado? No, ho detto io, cioè puoi anche andare, se per lavoro che fai potrebbe essere. Dopo un po' che lei la vedeva che non si alzava per andare, viene beh, gli dice allora cosa vuoi fare? Vieni o devi fare sempre la sostenuta, insomma, mi ricordo queste parole. Ok. Dopo io sono rimasta al ristorante, vedo che va con Lele Mora, si alzano altre ragazze e vanno a casa di Berlusconi. La sera stessa? Sì, io sono rimasta a cena. Lei non è andata? No, ok. no. Si ricorda come vanno via, con quale mezzo? Vanno via con 2 macchine, penso, perché comunque io ero rimasta dentro, ho visto solo che andavano tutti. Ok, ecco, appunto lei ha già riferito che abitavate insieme. Sì. Al rientro di Imam Fadil, se si ricorda, è l'orario. Sì, mi ricordo benissimo perché comunque quando è entrata era un po' così, cioè, non so come dire, un po' allibita perché aveva visto un po' delle situazioni che non le sono piaciute. Ma gliele racconta? Sì, mi racconta, comunque entra, l'ex presidente gli fa vedere tutta la casa e si siede, dopo un po' c'erano delle ragazze che un po' ballavano in un modo un po' scomposto, non so dirgli. Scomposto in che senso? No, dica solo quello che le ha raccontato Imam Fadil, quello che si cosa le ha ricorda. detto sua sorella? Che erano, Quello che lei ricorda. praticamente ballavano, posso dire, in intimo, qualcuno in perizoma, imbarazzante era la cosa. Quindi in intimo o in perizoma? Qualcuno è in Qualcuno perizoma. qualcuno in perizoma qualcuno e qualcuno è in intimo. E ok. poi si strusciavano tra di Si scruciavano, scusi? cioè comunque ballavano, ma dai, No, io non ho sentito, se può ripetere. Si Si avvicini strusciavano, al ha detto, microfono. se Grazie. può ripetere quello che ha detto. che perché si non- strusciavano alcune tra di loro. Tra non di so, loro. ok. Ok. Le ha riferito se i nomi di queste persone? No, me li ha detto, però io non è che me li ricordo davvero. Ok. Allora, dopo Non quel... tutti i nomi, perché comunque io non conosco Non conosce? queste Il ragazze, mondo. quindi... Ok.
Dopo quella sera, lei è al corrente di ulteriori frequentazioni della signora Fadil nelle diverse residenze dell'ex presidente Berlusconi? Dopo quella sera lì non è più andata, dopo un po' di tempo, dopo 3 o 4 mesi. Una sera era a cena, incontra Emilio Fede, signor Emilio Fede, e lui gli dice come va, come non va, come va il lavoro. Lei c'è un po' di crisi qua e là. Dopo un po' gli dice vieni a casa di Berlusconi che magari puoi anche parlare del lavoro, che ho visto che c'è crisi, così potrei aiutarti in questo modo. Lei penso va si ricorda sempre naturalmente da quanto le ha riferito Iman Fadil, oppure visto che convivevate insieme se la vedeva uscire e ritornare? Cioè, vedevo le cose. Quindi quante volte poi ha visto che lei si preparava per andare a queste cene e ritornare, più o meno? Guarda, 8-9 volte sarà andata, non di più penso. Ecco, e a ritorno di queste 8-9 volte lei era sempre presente a casa in modo che lei le raccontasse qualcosa, Iman Fadil? Sì, comunque mi raccontava quello che succedeva, perché comunque non poteva tenersi tutte le cose, ero a casa insieme, insomma mi raccontava. Ecco, di queste 7-8 serate cosa le ha raccontate naturalmente No, in ma ha generale? raccontato anche che c'erano serate tranquilli, cene elegante, che c'erano poche persone, non c'erano solo cene Così come? così scomposti come ho detto prima, c'erano anche cene molto tranquilli, si parlava di calcio, si parlava di tante cose, barzellette, tipo così. Ok. E Iman le ha poi spiegato, raccontato il perché poi continuasse ad andare a queste cene? Sì, mi ha spiegato perché comunque l'ex presidente Berlusconi gli aveva detto che comunque si intendeva, siccome lei si intendeva un po' di calcio, la vista che si intendeva, gli aveva promesso che poteva lavorare un canale suo, mi sembra Channel se non mi ricordo, gli aveva promesso che comunque gli faceva questo contratto e lei andava, comunque a volte magari non riusciva neanche a parlare perché c'era tanta gente, comunque rimandava. Tutte le volte c'era qualcosa. Ok, insomma è andata una volta, 2, 3, e poi verso le ultime sere, insomma, lei le chiedeva se poi alla fine, voglio dire, questa cosa quando si sarebbe concretizzata? Sì, tutte le volte mi dice forse ce la faccio, forse è così, perché comunque parlano sempre, quando andava parlava di lavoro, lei, perché comunque non le interessava quello che succedeva, lei pensava a ottenere il lavoro, la verità, capito? Poi alla fine il lavoro non ha ottenuto niente e siamo qua a raccontare. Le ha raccontato anche di un incontro con Galliani? Sì, mi ha raccontato perché erano a cena da Giannino e c'era lei, io non c'ero, però mi ha raccontato mia sorella che c'era Galliani e l'ex presidente gli aveva presentato Iman, gli ha detto guarda che questa ragazza è la futura che può fare qualcosa per noi, per il calcio, perché se ne intende. Ok. Senta, invece si ricorda, parliamo sempre del settembre 2010, primi di settembre, se lei era presente sempre al ritorno oppure le ha raccontato qualcosa di una serata che lei ha trascorso a Alesa, sul Lago Maggiore? Sì, una cena dove c'era una ragazza che mandava giù, mi ha detto di mangiare così, beveva. C'era una che dava i numeri, non so come dire. La signora Fadil, per caso l'ha chiamata telefonicamente? Sì, ecco, mi ha chiamato perché era un po' spaventata, mi ha detto questa è capace anche di farsi del male, io voglio andarmene, cosa faccio? Perché comunque parla con me quando è un po' in difficoltà, così ci parliamo. Ok. Dopo quella serata... E poi cosa succede? Allora parliamo di settembre per fare mente locale, poi a ottobre diciamo che scoppia lo scandalo, nel senso che ne parlano i giornali. Ci può raccontare cosa succede in fine settembre, ottobre? Niente, esco da casa, trovo tutti i giornalisti davanti alla porta, dico ma cosa succede? Tutti chiedono, abita qua una marocchina. Chiedevano anche ai nostri vicini, una cosa impossibile. Io uscivo il mattino presto perché tutti i giorni erano i giornalisti davanti a casa.
E quello ho capito che c'è qualcosa che non va. Lei, comunque mia sorella, ha passato comunque un anno molto difficile, non usciva di casa, è andata in depressione, non dormiva, aveva anche un po' paura, non so. E poi è scoppiato tutto questo. E in quei momenti che cosa poi le ha riferito Imam Fadil sulle sue intenzioni, cosa voleva fare, come Che voleva... non è giusto che questa cosa che gli è successo, insomma, non è che gli è successo una bella cosa, lei andava comunque per un lavoro, non è che andava a fare la ballerina, andava per un scopo di lavoro. Poi comunque vedi i giornalisti, gli dico solo una cosa, io c'ero qua la settimana scorsa, stavamo salendo le scale e alcuni giornalisti hanno detto tanto quei due là prendono 2.500 al mese, cioè io proprio non c'entro neanche niente, però per lei è un po' difficile sentire queste battute tutti i giorni dalla gente. Ok. Senta, sempre in quel periodo, perché poi da quanto ha riferito Imam Fadil, lei a marzo decide poi di rivolgersi a un avvocato. Sì. Però prima, tutti questi mesi che racconta, Imam Fadil le riferisce sulle sue intenzioni, se qualcuno l'aveva contattata, le riferisce qualcosa? Sì. Che c'era un signore che voleva comunque portarla a casa di Berlusconi, ma lei comunque era decisa di non andare più. Le ha detto perché doveva andare a casa di Berlusconi? Sì, per questo come si dice, questo problema che è successo, penso che l'hanno chiamata per andare a sistemare le cose piuttosto che trovarci qua oggi. E penso che sia così. Non ho capito. Cioè, non ho capito se lei dice questo signore, che poi lei non sa il nome di questo signore che ha preso contatto con sua sorella? No. Ok. Allora, questo signore la voleva portare, secondo Sì. quello che ha detto sua sorella, Sì. a casa di Berlusconi per chiarire le cose, Sì. piuttosto, lei poi ha detto, piuttosto che per trovarci qui oggi. Penso Mi può spiegare bene? Perché Sì. No, penso che la voleva che cosa le ha detto sua sorella? No, mi ha detto che comunque c'è questo signore che le continua a dire che deve andare a casa di Berlusconi per comunque sistemare questi problemi che gli ha creato. Per sistemare i problemi che questa vicenda aveva creato a sua sorella? Sì. Ho capito. Va. Allora, senta, lei era presente ad una sera, cerco di identificare il periodo, presso un ristorante in Milano nel maggio 2012, quindi parliamo di quest'anno, con sua sorella Iman, nella quale sua sorella ha appreso dell'esistenza di fotografie particolari riguardante l'ex presidente. Sì. Ecco, se era presente ci può raccontare cosa è successo? Allora, eravamo a una cena di 12-13 persone, arriva un signore, io non conosce neanche mia sorella, comincia a parlare così, ma a voce alta proprio, dice... Si ricorda il nome? Forse Gigi, non Ok. so, io con il nome non me lo ricordo No. perché l'ho visto una volta davvero. Ristorante Giannino? No, era un altro ok. ristorante, Va bene. non era Giannino. Dice che comunque ci sono delle foto di Ruby, qualcuno ce li ha, parlava in questo modo, poi io il resto davvero parlavo con altra gente, però lo diceva a voce alta, parlava a voce alta, ho sentito anch'io che diceva così. Ok. Delle foto di Ruby. Sì. La domanda del difensore riguardava invece altre foto. No. Allora, le guardava foto del faccio una precisazione, infatti. Allora, la mia domanda era se erano delle fotografie particolari che riguardavano anche l'ex presidente. Lei ha parlato di foto di Ruby. Sì, quell'ex presidente, ok. scusate. Ok, no, niente. Ecco, senta, per quanto riguarda invece... se lei in questo momento, ecco, lei ha detto che fino al febbraio-marzo 2011 è convissuto con Iman, adesso non ha vita più con Iman. Le vostre frequentazioni sono abbastanza, con sua sorella ad oggi, le vostre frequentazioni vi vedete spesso, lei viene spesso a Milano? Sì, io vengo spesso a Milano perché comunque lei da sola con questa situazione non... Che lei è a conoscenza della situazione lavorativa oggi di Imam Fadil? Non lavora più, il suo telefono non suona più.
mi dispiace tanto. Ok. Va bene, io non ho altre domande, mi riservo. Prego, pubblico ministero, le domande? Sì. Allora, il PM in controesame. Buongiorno signora. Allora, lei era presente la prima sera in cui sua sorella Iman Fadil fu contattata da questo DJ Ben per andare ad Arcore presso la residenza dell'onorevole Silvio Berlusconi. Lei fu invitata? No. E perché? Perché io non faccio parte della moda, il lavoro che fa lei non c'entra niente con... Volevo capire. Quindi lei era presente, però non fu invitata. DJ No. Ben conosceva già Iman Fadil? Sì. Erano amici? Avevano un rapporto, diciamo? Sì, conoscevo. Bene. Senta, riprendiamo un attimo questo discorso delle fotografie di questo signor Gigi. Dove eravate? È un ristorante. Quale? Non lo so, qua a Milano, Quando? non me lo ricordo. Quando? Grosso modo quando? La stagione e l'anno? Cominciamo Comunque così. faceva caldo, era maggio, penso, se non mi Primavera sbaglio. di che anno? 2010. 2000... No, Prima aveva 2000. risposto, però non aveva la domanda, cioè la data era contenuta nella La data? domanda della difesa. Ah sì? Mi era sfuggito allora. L'aveva detto che cosa? Sì, ho chiesto se nel maggio 2012. Quindi era il maggio 2012. Senta, chi c'era a cena? Lei, il signor Gigi, Iman signor Fadil? Gigi non No, era a Gigi cena. non era a cena. È non venuto era dopo? dopo. Sì, vabbè, poi però si è Sì, aggiunto. sì. Quindi lei, il signor Gigi, Iman Fadil, poi? I nostri due amici. Cioè nel momento in cui arriva questo signore, chi era presente la domanda? C'era le persone che c'erano a tavola dall'inizio. Ho capito, 13 ma io- persone. Ma noi non c'eravamo. Si ricorda qualcuna delle persone presenti, oltre lei e sua sorella? Conosco una ragazza che è un'amica che si chiama Nair, dagli altri sì, conosco così di vista. Il ristorante non se lo ricorda? No, davvero non me lo No, ricordo. vabbè. Cioè, Con calma. Senta, ma questo signor Gigi che lavoro fa? In che mondo, in che universo gravita? non lo so. Non lo sa. Non lo so. Cioè no. si presenta questa persona, arriva a cena da Mi ha solo anche con una stupito, signora. Davvero, mi ha anche stupito. Iman perché ho lo detto, conosceva? Signora, Così. Iman lo ascolti le conosceva? domande. Ascolti. Iman lo conosceva Gigi? No. 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 Allora, cerchi di fare mente locale. Non ho un atteggiamento colpevolista nei No. suoi confronti, non si spaventi, cerco di capire. No, Cioè, ecco, il tono non corrisponde all'intenzione, forse. Allora, la pregherei di dirmi quali furono i discorsi precisi che fece questo Gigi. E prima di questo, se mi Prego, permette, signor pubblico Presidente. ministero, questa persona si siede al vostro tavolo poi? Sì, si Ecco, siede, allora- poi si alza il giro dei tavoli. Così. Aspetti, era una persona che in qualche modo conosceva qualcuno di quelli che era a cena con lei? Sì, penso di sì, perché Ok. comunque si è presentato al ragazzo che era seduto lì. Ok, quindi voglio dire, non era uno sconosciuto che entra e comincia a Sì, per la sbraitare. compagnia non penso. Per la compagnia che c'era seduta lo conoscevano bene. Ok, va bene, chiedo scusa. Ecco, prego. ma sempre proseguendo il controesame, ma questo Gigi disse, secondo me esistono, aspetti, non mi Sì, interrompa, no. esistono delle fotografie che ritraggono l'onorevole Silvio Berlusconi con Ruby e quindi un pourparlers, un'analisi così pseudo-sociologica o di gossip, oppure disse, io so che ci sono delle foto, Come lo diceva era convinto. ma descrisse... Perché diceva che comunque lui era insieme a una ragazza dello scandalo che c'è, così una roba, un nome non me lo ricordo bene. Lui, Gigi, Sì, questo... era insieme, cioè c'era una relazione? Sì. Aveva una relazione Sì. con una ragazza coinvolta nella vicenda Sì, Ruby, ecco, sì. corretto? Correttissimo. Descrisse le fotografie di cui egli affermava l'esistenza? Cioè disse che cosa ritraevano queste foto? No, diceva che comunque c'erano, lui sapeva bene che gli ha detto questa ragazza che c'erano in giro delle foto di Ruby con la testa appoggiata alla sua pancia. La testa di un uomo e di quale No, uomo? di Ruby appoggiata Alla pancia di chi, scusi? Non so, di Silvio Berlusconi. Quindi diciamo Così una diceva. fotografia di tipo erotico, possiamo dire? Sì. Posso sintetizzare Sì, correttamente a sentire, così? sì. Va bene.
No, scusi, io devo capire però, perché questa è una valutazione. Questa è una valutazione. Allora, questo signore entra e dice: io ho una storia con una, Sì. che probabilmente è la signora Consenziao, Sì. che lei ricordi. Sì. Ok. Che mi ha detto, quindi non ha detto io ho visto, la Consenziao mi ha detto, Sì. Gigi dice, la Sì. mia ragazza mi ha detto, Sì. che ci sono delle fotografie di Ruby Sì. che ha la testa sulla pancia dell'onorevole Berlusconi. Ecco, l'erotico dove sta in questa cosa? Non lo so. Ma erano, secondo il racconto di Gigi, perché lei ha Sì. detto sì, di contenuto erotico. A che cosa ha aggiunto Gigi per far capire che il contenuto di queste fotografie Perché erano comunque erotiche? diceva che ci sono queste foto che erano abbastanza pesanti. Quindi dà dei giudizi Gigi, ma descrive l'atteggiamento delle persone che erano state fotografate. Voglio dire, mettere la testa, appoggiare il capo sulla pancia di qualcuno non è un fatto, ecco, non ha connotazioni. Sì. Allora ha descritto meglio quello che era rappresentato in queste fotografie, oppure ha detto... No, ha detto così come ho detto io. Quindi ha detto questa è la descrizione Sì. che ha fatto, e ha detto che comunque erano fotografie pesanti. Sì, così. Va bene. Posso aggiungere che questo signore comunque parlava Ad alta voce. Bravo, sì. E si faceva sentire da tutti. Va bene. Ma visto che questo signore, preso atto della precisazione, visto che questo signore raccontava anche un fatto che aveva una sua rilevanza sociale, no? Perché comunque se ne è parlato, lei non ricorda se qualcuno gli fece delle domande, se si attivò un discorso su questo specifico? Cioè arriva un signore una sera in un ristorante e dice: io sono con una donna, ho una relazione, questa signora mi ha raccontato che esistono delle foto pesanti, abbiamo tolto l'aggettivo erotico, poi lei ha detto pesanti e va benissimo, ne prendo atto. E nessuno ha interloquito, cioè ha fatto delle domande, e lui non ha dato delle precisazioni? Cioè ha spiegato da dove venivano queste foto, chi aveva queste foto, chi le aveva scattate, che cosa effettivamente raffiguravano? Solo questa fotografia di questa ragazzina con la testa sulla pancia di una persona o no? Di quello che ho sentito io, tutto qua quello che ho detto davanti a me, poi io comunque parlavo con altra gente perché la situazione non è che mi interessava più di tanto. Non la interessava, signora, la situazione? No, perché lei è la sorella di Manfadil. Sì, lo so, ma sentire tutte le volte che fanno le battute, cioè già l'ho visto com'era, che parlava troppo, ho detto un altro che parla tanto per parlare. E Iman non fece delle domande a questo signore? Sì, ha parlato più con mia sorella, la verità. Allora cerchiamo di riassumere con precisione esattamente quello che nel corso della serata questo soggetto disse sulle fotografie, senza che io la interrompa. Riesce a essere più precisa? Da dove venivano queste foto? Cominciamo da qui. Lo disse? Chi ce le aveva? No, non ha detto qualcuna delle ragazze c'ha queste foto. Non ha detto di preciso la persona. Qualcuna delle ragazze che partecipavano alle cene del Presidente? Sì. Perché pesante questa foto? Ma lui ha detto così, poi non so dire perché, davvero perché. Lui non ha spiegato. No, non ha spiegato bene. A me non ha spiegato bene. Bene, andiamo avanti. Iman, sua sorella, ovviamente le raccontava le volte in cui andava da Arcore dal Presidente, e lei ha detto che le ha raccontato anche di queste serate, del tenore delle serate, e anche, ecco sì, parlato testualmente di scene scomposte, ho capito male? Sì. Scene scomposte. Può chiarire esattamente che cosa Iman ha visto nel corso di queste serate di scomposto? Cioè che cosa... Lei ha detto che le ragazze si strusciavano, con pudore, ha detto. Ecco. Però io voglio capire, c'erano dei momenti in cui gli uomini presenti venivano toccati nelle parti intime, ha raccontato, si denudavano? Sì, qualcuno andava ogni tanto a toccare Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi.
A toccare sul braccio o a toccare toccare. lascivamente, che vuol dire in Facevano italiano? delle scenate un po'. Scenette? Scenate? Scenate quando si Scusate. bisticcia. No, aspetti, però su questo punto vorrei che fosse Prego, un po' più signora precisa, perché lei ha detto andavano a toccare, facevano delle scenette un po'. Ci spiega che cosa le ha detto sua sorella? Ecco, Proprio è preciso. proprio preciso, Ecco. che c'era qualcuno che andava dall'ex premier e Sì. gli metteva magari il seno davanti, ecco, proprio così mi ha detto. Davanti Davanti alla sua faccia, Ok. tanto che era seduto. e il toccare in cosa consisteva nel racconto di mamma, di sua sorella? Come, scusi? Voglio dire, Toccare un po'. questo è toccare, questo è toccare. Cos'è ancora toccare, se c'è un altro toccare di cui le ha parlato Sì, sua sorella? che ballavano, poi andavano comunque a coinvolgerlo nel ballo, Che facevano? Come lo coinvolgevano? Se- Intanto che ballavano, magari lui era seduto, andava, lo prendeva e ballava insieme. Signora, la domanda del pubblico ministero è molto precisa. Sua sorella le ha riferito se qualcuna di queste donne metteva le mani nelle parti intime del presidente o di altre persone, uomini presenti, ovvero si faceva toccare nelle parti intime, secondo quello che le ha detto sua sorella. Anche. Anche. Bene, andiamo avanti. Allora, signora, io voglio precisare, non voglio offendere nessuno, però questa domanda gliela devo fare. Iman Fadil le ha detto se ha avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi? Non li ha avuti. Cioè, non gliel'ha detto o ha detto di non averli avuti? No, non li ha avuti. Quindi ha detto di non averli avuti? No, no, assolutamente. E sono sicura perché conosco bene mia sorella. Quindi sua sorella le ha detto di non aver avuto No. rapporti sessuali e lei le crede perché conosce bene sua sorella. Sì. Ok. Ho dovuto fare anche delle domande di garanzia. Ok. Poi, dovere morale e giuridico. Poi, questione soldi. Le ha detto la signora Iman Fadil se ha preso dei soldi, se ha Dalla ricevuto prima dei sera. soldi da Silvio Berlusconi? Dalla prima sera, me l'ha fatta vedere anche Quanto? 2.000 euro la prima sera. E poi ne ha avuti altri? 2 altre 2 mi sembra. E perché Silvio Berlusconi, l'onorevole Berlusconi, ha erogato queste somme a Iman Fadil? Non so perché magari li dava anche agli altri e c'era No, presente. aspetti. Sua sorella che cosa le ha detto? Esatto, il punto è No. questo. Il presidente mi ha dato dei soldi e mi ha detto prendili perché sono per Che possono servirti. che possono Sì. servirti. Va bene. Iman Fadil le disse che era rimasta dispiaciuta, scioccata, disgustata da queste scene? Sì? Forte? Sì, Sì. E perché è tornata? è tornata perché comunque gli interessava il lavoro, non gli interessava quello che facevano gli altri, perché ognuno è libero di fare quello che vuole alla fine. Mi diceva sempre così. Io guardo la mia parte e basta. Domanda. Sì. Le ha detto sua sorella se le è stato detto, le è stato fatto capire e se sì in che modo? Guarda che l'avere il lavoro dipende da qualcosa che tu fai qui, che tu vedi qui, che No, questo no. Ok. La signora Iman Fadil conosce Emilio Fede. Sì. Lei sa se Emilio Fede ha mai invitato, favorito la presenza di Iman Fadil ad Arcore presso la residenza di Silvio Berlusconi? Sì? Ha portato a lui e... Gliel'ha detto Iman Fadil? Sì. Iman Fadil che tipo di rapporti ha avuto con Emilio Fede? Siccome sono in controesame mi permetto di chiederle, ha avuto rapporti sentimentali o sessuali con Emilio Fede? No, assolutamente no. E quindi che tipo di rapporti ha avuto? Però rimane D'amicizia. esclusi i due. D'amicizia, perché lei aveva fatto un programma da tanto tempo fa, Grande Notte, e lui era ospite Certo. sempre di questa trasmissione e da lì comunque è nata l'amicizia.
Le disse Imam Fadil se a queste cene del Presidente era presente almeno in alcune occasioni il signor Fede? Sì. La prima volta c'è stato anche Mora presente Sì. qualche volta, sempre a casa del Presidente Sì, durante sempre le a scene. casa. Le disse la signora Imam Fadil se durante le scene del Presidente sono stati trasmessi video satirici riguardanti personaggi politici? Satirici vuol dire ironici, la satira è un'ironia graffiante. No, glielo dico perché lei non è italiana, mi sono permesso. Ironia graffiante è ancora peggio. Con rispetto. Che facevano... Come? Sì, dico, Ho peggiorato la situazione. Hai ragione. che prendevano in giro personaggi politici. Ho peggiorato la situazione, hai Sì, ma ragione. ha detto Siete tremendi. che comunque c'è stata una volta che prendevano in giro il signor Fini, mi sembra. Sì. E poi è Ma in un l'onorevole Fini, il filmato Presidente questo. Fini. Scusate, No, no. onorevole. Bene, senta, lei prima ha parlato di di momenti di aver detto il seno messo di fronte al viso di Berlusconi e via dicendo, ma le ha detto se c'erano anche nudi integrali? Prima ha parlato di ragazze in intimo, io le domando, il nudo integrale è quello totalmente nudo, nature. Beh, c'era un po' di tutto. Ma... No, signora, però non faccia reinterpretazioni. No. Cosa le ha detto Iman? Quello Sì, che le ha c'era detto anche sua il sorella. nudo, C'era anche il nudo. Sì. Cena all'ESA, 5 settembre 2010. Le risulta che in quell'occasione Imam Fadil abbia sentito parlare di una tale El Marug Karima intesa Ruby, cioè Imam Fadil le ha detto se in quel contesto, cioè nella cena all'ESA presso la Villa Campari dell'onorevole Silvio Berlusconi sul Lago Maggiore siano emersi discorsi che riguardavano la nota minore El Marug Karima intesa Ruby, persona offesa. Che io sappia, no. Il signore che ha avvicinato Imane, come si chiama? Ha detto che non se lo ricorda. Questo signore che l'ha invitato ad andare a Arcore. Ristorante? No, quello è Gigi, l'abbiamo detto, si chiama sì. Gigi. L'altro, quello... DJ Ben? No, signora, quello che gli ha chiesto di andare ad Arcore Dopo, che era venuto a dopo lavorare vicino. per sistemare la cosa, Sì. ha detto lei. Io non so come si chiama. Non lo sa. La nazionalità gliel'ha detto? Sì, che non era italiano. Non era italiano. Ma come gli ha spiegato come avvenivano i contatti tra Imane e questo signore? Sì, so che gli ha dato un telefono, Ah, una ecco. scheda per chiamarla così almeno ha detto che era più tranquillo. Perfetto. Lei mi ha detto queste cose. Benissimo. Senta, ma che cosa vuol dire? Lei ha detto testualmente, eccola qua, che Imam Fadil doveva andare ad Arcore per sistemare la questione, no? Ha detto che questo signore La voleva che... la voleva che andasse ad Arcore, ma nell'interesse di chi doveva essere sistemata questa penso questione? dell'ex presidente. Lei ha detto che fa l'albergatrice, cioè c'ha un albergo? Mia madre. Cioè mia proprietaria di un albergo? madre. Mia madre. Volevo capire... Lei conosce una signorina che si chiama Arghioale Ioana? Rumena? Non la conosce? No. Non la conosce. Grazie. Le altre parti civili? Difese? A domande, avvocato? Sì, grazie Prego. Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Allora, se ho inteso bene dalle sue risposte, sua sorella aveva già frequentato la casa di Arcore su invito di Lele Mora, che precedentemente aveva conosciuto per Sì. ragioni lavorative. È corretto? Sì. Allora, ecco, Scusi, c'è opposizione, la domanda è posta male, non ha detto su invito di Lele Mora. Ha detto Per la che era verità stato all'inizio sì. di un DJ e che poi c'era anche Lele Mora. quindi Ha detto Sì, che alla cena da Giannino c'era lei era andata dal DJ. Alla cena di... sì, va bene. Facciamo le ripeti, È a verbale. va bene, vedrà che il DJ... È a verbale. Ripete un attimo perché... Certo.
Forse alla difesa è sfuggita. Come è andata quella sera? Quella sera in cui sua sorella, lei era con sua sorella da Giannino. C'era Lele Mora e il DJ Ben che hanno parlato insieme, poi è venuto il DJ Ben, gli ha chiesto se andava a casa di Berlusconi. Intanto Lele era lì che guardava. Ah, perché lei in un primo momento mi aveva detto, io così avevo capito, che era stato Lele Mora di dirle dai andiamo, vuoi venire a cena? No, guarda, Sì, insieme, Scusi comunque. Presidente, possiamo controllare le trascrizioni, io ho preso appunto, fu il DJ a invitarla, il DJ a dirle di chiederle e lei dopodiché ha detto che anche Lele Mora si alzò con altre ragazze e andò. Lo controlleremo comunque poi. Lo controlleremo, vediamo quale neurone funziona peggio dei due. Al mio peggio di tutti, non c'è dubbio, però magari questo... Allora, continui avvocato. A quella serata era presente il signor Emilio Fede? No. Senta, quella fu la prima volta che sua sorella ricevette un invito per recarsi ad Arcore o aveva ricevuto in precedenza altri inviti? No, lì è la prima volta comunque. La prima volta che le veniva chiesto di recarsi ad Arcore. E quella sera appunto non era presente Emilio Fede. Senta, ma durante, prima maliziosamente il pubblico ministero mi consente maliziosamente, le ha chiesto se Emilio Fede avesse in qualche misura favorito la presenza ad Arcore Sì. di sua sorella. Allora, volevo capire questo. Va precisata questa cosa. Va precisata, perlomeno precisata. Lei ha detto che sua sorella si è recata per 8-9 volte a casa. Ecco, quante volte è andata su invito o dopo aver sentito Emilio Fede? 6. 6 volte? È andata poi sempre con Emilio. Ma andata fisicamente, cioè nel senso, che il senso? signore Emilio Fede la passava a prendere, la accompagnava, la riaccompagnava a casa. Veniva una macchina, la prendeva a casa. Quindi si recavano insieme alle serate ad Arcore Sì. e tornavano a casa insieme dopo la serata ad Arcore? Beh, Questo risulta a lei? Sì, a volte lei prendeva anche il taxi e tornava a casa. Però in ogni caso, no, non ho capito, scusi, prendeva il taxi o era il mio cliente a riaccompagnarla? A volte, A volte. prendeva il taxi, ha detto. Ho capito. Senta, ma durante le serate di Arcore, sua sorella venne invitata, sollecitata, indotta, spinta ad avere a compiere atti di natura sessuale con qualcuno dei presenti? No, non penso. No. Nessuno quindi le fece pressioni o sollecitazioni affinché si prostituisse? No. O comunque fosse, virgolette, carina. Sì. No. No. Disponibile, per usare Disponibile. un termine più volte usato in quest'Aula. Eh, Le fu chiesto questo? No. No. Senta, prima delle serate ad Arcore, sua sorella lavorava con continuità da che anno? Ha lavorato sempre comunque. Più o meno si può collocare nel Come? tempo l'attività e se può dirci di che cosa viveva, Comunque di che cosa si occupava? sì, lei ha sempre fatto la modella, ha fatto servizi fotografici, ha fatto sempre questi lavori qua. sì, non ma ha mai- sempre che vuol dire? Ecco, Da quando aveva 15 anni. Da si quando fa- aveva 15 anni. Sì. Regolarmente, Sì. quindi, da quando aveva 15 anni ha fatto la modella. Sì. Nel senso che lavorava con Sì. regolarità come Sì. modella. Ok. quindi con continuità senza mai sospensioni? Quindi aveva un'attività lavorativa solida, continuativa Sì, come sì, modella lavorava, che le fa- dava un reddito costante, insomma, viveva, si manteneva da sola? Sì, certo. Senta, sua sorella ha riferito a questo collegio di aver sospeso ogni attività lavorativa per circa 2 anni e mezzo, salvo poi riprendere i contatti con l'ambiente nel 2009. Come spiega Non ho capito la sua questa domanda. discrepanza, se la può chiarire? Lei ha detto, Non ha capito. gliela lei ha spiego. detto che sua sorella ha lavorato con continuità Sì. e che ha sostanzialmente sempre vissuto mantenendosi da sola, Certo. grazie all'attività di modella. Sì. Ecco. Sua sorella invece in aula ha riferito di aver sospeso la sua attività lavorativa per 2 anni e mezzo e di averla poi ripresa. Sì, perché comunque è stata fidanzata per 2 anni e mezzo. Fidanzata. Quindi c'è stata Fidanzata, un'interruzione dell'attività lavorativa.
No, perché prima ha dato una risposta diversa dicendoci che aveva avuto con continuità un'attività lavorativa, invece in realtà l'attività lavorativa Sì. era stata interrotta per volontà di sua sorella. Sì. Senta, lei ha detto che sua sorella alle serate di Arcore comunque diciamo, partecipò a conversazioni legate appunto ai temi calcistici piuttosto Sì. che, ecco. Ma sua sorella le riferì anche di aver avuto, diciamo così, un ruolo di primo piano in occasione di una serata e di aver ballato la danza del ventre? Sì, Come mai prima non l'ha riferito in aula? ma non me l'è stato Perché chiesto. nessuno gli ha scusi, chiesto. Beh, gli abbiamo chiesto che tipo di condotta teneva durante le cene di Arcore, ha riferito di aver svolto solo conversazioni, adesso dice che ha... No, questa no. Allora, c'è un'opposizione perché non gli è stata fatta questa domanda sui comportamenti di Manfadil, assolutamente. Ma su quello che succedeva delle ragazze, sul comportamento di Manfadil mi sono, come dire, lanciata soltanto io per sapere se anzi, adesso le è stato chiesto se qualcuno le aveva chiesto di farla carina, e io prima avevo chiesto se qualcuno le aveva promesso qualcosa, il lavoro in cambio di qualcos'altro, e ha detto che non le risultava. Adesso ci dice che comunque ha fatto questo ballo della danza del ventre, prendiamo atto. Vestitissima. Vestita secondo ballo della Sì, danza del perché ventre. comunque bisogna, visto che... Certo non in tutta la Palombaro si va a danza del ventre, ecco. Senta, sua sorella le riferì se fosse libera di entrare o uscire dalla villa di Arcore, se fermarsi a dormire o se invece vi erano delle imposizioni rispetto a tali condotte, cioè era libera di andare, Sì, di uscire, non gli c'erano... aveva anche chiesto l'ex presidente di dormire qualche sera, lei gli ha detto Lei no, ha detto vado a di no casa. e Nessuno gli ha detto niente. Non ho altre domande. Gli altri difensori hanno domande? No, nessuna. Grazie. Grazie a voi.